Village Music Academy. Il presidente Concetta Petti. Associazione nazionale culturale della musica e dello spettacolo, che è volta a formare artisti emergenti, a farli interfacciare con produttori discografici, artistici, autori, giornalisti di fama nazionale. Padron artistico il maestro Vincenzo Capasso. Sono un autore, scrivo testi, sono anche il patrono del Village Music. Il Village Music Academy si occupa della formazione e del perfezionamento dei ragazzi. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. As a shadow crosses mine, what it says to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I'm gonna let it go, let it go. Hello from the other side. Nel campo della musica, della recitazione e del ballo. Abbi cura di te. Ogni volta, crescendo, avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste. Ricordati che la rivoluzione da fare è quella dentro se stessi, la prima e la più importante. All'interno del Village Music Academy, coach di fama nazionale. Allora, metti la base. Allora, io voglio sentire di questo brano. Deve crescere. Sono stati sempre lì, ok? Poi distribuitevi le parti quando vi mettete da soli. Quella parte l'ho capito che la deve fare lei perché ci arriva in quella parte alta. Sì, ora facciamo chi capita. Puoi sbagliare, puoi fare quello che ti pare, che si chiama break vocale, si chiamano workout o training cordale, e sono degli esercizi che si fanno poi nel perfezionamento vocale insieme a tanti altri. Permettono di collegare i meccanismi della voce umana, specialmente il registro di petto a quello di testa, ma fanno parte di una piccola serie di esercizi. Questo qui. Ok, lo vuoi fare più nei però, un po' più veloce la I. L'ospite Micaela si confronta con i ragazzi. Aspetta, non è iniziato. Allora, vi do il microfono, mi raccomando, mettetevi un po' più vicini, dividete il gruppo così. I ragazzi si preparano per il serale. I coach li consigliano. Lo deve fare voi. Però vabbè, un attimo una vista, l'avete capito quello che dovete fare? Sei sola lì? Chi c'era anche? È raffreddato, si sente, infatti c'è questa cosa comunque sotto mentre la tua ossa è dettata. Un tono sopra riesce a salire, quindi perché è troppo basso uno fa bella. Sì, non ce l'hai. Tanto e tanto divertimento, anche per i genitori. I ragazzi fanno ascoltare i loro inediti a Tony Vandoni. Sembra possibile e la tristezza del blues è già lontanissima con una Cadillac rosa. È importante
non necessariamente urlare, specie per questo genere. Se devi fare questa roba qua, stai lì, nell'eleganza, interpreta, fai l'attore piuttosto. Ma ogni cantato ha la sua canzone e viceversa. Va bene? Bravo. Sono sicura che se tornerai l'arcobaleno poi sarà per me una panchina per guardare te che correndo tra le nuvole. La giuria selezionerà i ragazzi che faranno parte della compilation discografica del Village Music Academy. Intervenire la commissione artistica, perché in effetti poi per tante sfide ci sarebbero dovuti essere tanti interventi, però a questo punto penso che è quasi doveroso lasciare un attimino la parola alla commissione e poi diamo il voto finale e salutiamo e poi ci rivediamo domani in conferenza. Tony Vandoni. Sì, volevo ringraziarvi di avermi ospitato, sono felice di avere percorso questo nuovo ciclo dell'Accademia e sono certo che si potrà solo migliorare perché c'è vera passione, a parte il talento e davvero il livello è altissimo di tutti. È un gioco, faccio io complimenti a tutti. Sono solo 10 quelli che entreranno nella compilation, però davvero tutti meritevoli. Io sono stato molto attento a tutti già da oggi e faccio i complimenti ai coach perché li hanno preparati davvero bene. Perché anche la scelta delle canzoni mirate con le persone non è da poco, è un compito davvero importante e tenetene conto voi ragazzi. Ringrazio davvero Concetta dell'ospitalità, ci siamo divertiti, al tempo stesso abbiamo cercato di fare... Si chiama Village Music Academy. Village Music Academy.